Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net, soprattutto il discorso legato all'analisi completa per quanto riguarda, completa fino a un certo punto perché i dati per quanto riguarda le regionali sono ancora da rivedere, i calcoli dei seggi e via dicendo. Per il momento parliamo di dati ufficiosi perché ci sono ancora delle cose da sistemare, però a questo punto insomma il dado è tratto, come si dice, no? Enzo Cataruzzi, e allora andiamo a fare un po' un'analisi con te insieme di quella che è stata questa tornata elettorale. Ieri a caldo abbiamo visto un po' i numeri per quanto riguarda l'affluenza, soprattutto la mancanza di voglia da parte di tanta gente che attraverso magari i social, attraverso altri luoghi non addetti ad esprimere, come si dice, il proprio voto, protestano, poi quando c'è da votare non si fanno vedere. No? Innanzitutto partirei da questo e poi andremo a analizzare insieme a te quello che è stato un po' i vinti e i vincitori e chiaramente un focus anche sulle elezioni comunali partendo poi da Udine. A te la parola. Sì, allora intanto buon pomeriggio a tutti. Il problema è, lo vedremo dopo, quello dove sono stati un po' i debacle. In ogni caso il presidente Federica ha a suo vantaggio, ha una campagna elettorale impeccabile, è il primo presidente della regione che viene riconfermato, resterà probabilmente coordinatore delle regioni italiane, per cui sarà un punto di riferimento non solo regionale ma nazionale. Su questo secondo me non ci piove, anche perché il risultato di Fratelli d'Italia non è stato eclatante come quanto lo speravano loro. È chiaro che rispetto alle regionali del 2018 ha fatto un balzo triplo e per cui niente da dire, anzi abbiamo delle punte emergenti. Io mi richiamo a quello che è stato il risultato forse più bello, insomma, quello dell'ex sindaco di Rivignano, che mi pare che è il più votato in assoluto, per cui un friulano finalmente entra nelle sale dei bottoni per quanto riguarda il centrodestra, quindi anche una persona molto preparata da quello che mi dicono. E quindi si vedrà la guida della regione da parte di Massimiliano Federica con un centrodestra modificato. Certamente lui ha portato a casa una Lega che, sommando i voti della Lega, che è il primo partito, ai voti della lista Federica, darà le carte perché avrà un 30 rotti per cento, quindi come dire un partito di maggioranza relativa. Poi abbiamo qualche dolente nota, ma comunque sia chiaro che fra i partiti c'è sempre qualcosa dopo, no? C'è un'esclusione eccellente, quella dell'ex presidente del Consiglio uscente Zanin, che è veramente un colpo sferale per quanto riguarda anche Forza Italia, perché è una cosa veramente che dispiace perché era una persona preparata. Nonostante tutto, Forza Italia mette in consiglio Novelli, parlamentare di uscente, e questo potrebbe dare l'idea magari al presidente di dire, boh, riconfermo in quota Forza Italia l'ex vicepresidente uscente Riccardi facendo l'assessore, quindi salva la faccia a Forza Italia, mette in pace un po' tutto, no? Secondo me. Bini potrebbe tornare a fare anche lui l'assessore, quindi abbiamo già due esterni pronti. Poi naturalmente lui ha detto ieri, ho sentito alcune dichiarazioni dove dice che vedrà anche la competenza. Nella sua lista naturalmente oltre a Di Bert c'è Lirutti, due cavalli di razza, anche Lirutti insomma ha fatto il pieno e quindi può aspirare a qualcosa di fisso, tipo qualche assessorato. Certamente bisogna vedere un momentino come ci sono gli altri collegi. Spicca un po' l'esclusione di Baritussio, che comunque viene penalizzato forse da una legge elettorale, ma forse anche dall'esploit di Mazzolini, no? Che in qualche modo ha rastrellato a destra manca, è diventato un recordman di preferenze. Se vogliamo dirla tutta, anche la questione della Tripoli ha inciso molto, perché se è vero che Federica ha doppiato Moretuzzo, è anche vero che la Tripoli ha doppiato Maran, no? E questo è un altro punto di riferimento che viene a cadere. Non c'è il primo mattone, insomma, qui mattoni non ce ne sono, e quindi c'è
tutto da rifare. Ecco. Naturalmente tutta questa situazione sarà in mano a Federica, che avrà, penso, qualche 15 giorni di tempo per fare la giunta nuova. Penso sarà molto veloce, perché questa è l'idea che ho capito che l'entourage vuol dare, e poi partirà con le riforme. Naturalmente la sanità va messa in sicurezza, comunque va cambiata, c'è la questione del lavoro, e poi delle riforme anche sugli enti locali, eccetera. Ha tre punti molto forti, molto intensi, che comunque secondo me lui sa muoversi molto bene. Io lo chiamo ormai un nuovo democristiano, sicuramente sa muoversi molto bene e incarna anche doti di moderazione, non è il primo Federica, no? Però vedremo, secondo il mio parere, un Federica molto più deciso in quanto al secondo mandato. Si sa che il secondo mandato se ci saranno complicazioni esterne, dovute magari a crisi che riguardano l'economia, eccetera, io penso che ne vedremo belle cose. Certo. Ecco, Senti, la cosa... certamente, sì, Prego. l'ultima cosa, certamente il Partito Democratico, la posizione ha cambiato, anche molta gente, molti giovani che io conosco, per esempio l'ex sindaco di Treppo Celotti, ma anche Massimo Pozzo, cioè gente insomma che è coerente, che saprà anche farsi valere. Massimo Morituzzo comunque paga un po' anche, tra virgolette, una presunzione di portare dietro gli autonomisti. Questo non è stato, insomma, no? Non si è visto, insomma, una cosa del genere. E per cui dovrà lavorare molto. Certo, ha fatto anche la sua figura, perché insomma si presenta bene, ma si è visto dai suoi primi discorsi subito dopo la debacle un po' l'amarezza di essere stato abbandonato, forse anche da qualche compagno di viaggio. Certamente il PD lucra un posto in più rispetto ai voti che ha, insomma, no? E questo bisogna dare atto. No? Questa è la legge regionale, la legge elettorale è così, e dunque di conseguenza bisogna, a volte magari chi perde guadagna, no? In un certo senso. Sì. No? Soprattutto, come hai sottolineato tu, va detto per quanto riguarda, guardiamo il lato i perdenti, no? Perché ormai i vincenti, sì, l'hai detto, no? Lega è lista del presidente, dunque Federica stravince e ha in mano, come si dice, per 5 anni a sua disposizione il Consiglio regionale nel bene e nel male. No? Guardiamo il lato dei perdenti. Qualcuno ha titolato oggi nonostante Salvini. Sì, perché invece solitamente dove va Salvini si dice non altro che quindi ponti, vuol dire che lui insieme a Zaia, e Zaia è stato anche qui a fare la campagna elettorale, vuol dire che lui insieme a Zaia, io dico anche a Giorgetti, è il nuovo triumvirato che guida la Lega. Su questo, insomma, i dati lo dicono. È evidente, insomma. Allora, parliamo dei perdenti, perché è vero che ha vinto il centrodestra, ma è vero che anche nel centrodestra c'è una clamorosa sconfitta, perché dobbiamo parlare di sconfitta elettorale per quanto riguarda Fratelli d'Italia, perché è vero che hanno guadagnato qualche consigliere in più rispetto soprattutto su Udine, rispetto alla passata legislatura, quando era ancora, diciamo, embrionale e dunque non aveva ancora quell'appeal. Ma è anche vero che in pochi mesi si è passati dal 31% delle politiche di settembre al 18%, che fa riflettere molto, no? Probabilmente soprattutto per quanto riguarda il collegio di Udine in particolare, perché se Trieste, Gorizia anche e Pordenone comunque hanno mantenuto il loro trend, si è notato che su Udine invece qualcosa non ha funzionato. Secondo te non ha funzionato perché troppe parole, troppe presenze sul web, meno presenza sul territorio, troppe lotte intestinali, troppi, diciamo così, neoentrati con, come posso dire, con una storia politica alle spalle che non c'entra nulla con la Meloni, ha fatto sì che l'elettorato di Fratelli d'Italia abbia deciso di non dare la fiducia al proprio partito, se escludiamo quelli che comunque erano i papabili, Anzil in primis, insomma, che ha mantenuto il trend, perché si parlava di 2.500-3.000 voti alla vigilia, no? Mentre gli altri praticamente hanno pagato dazio. Ma secondo me la chiave di volta sta nella conduzione, diciamo così, non brillante della costituzione delle liste, no? Troppi riciclati, soprattutto troppa gente che non ha storia con il centrodestra, con questa destra nuova, e soprattutto anche abbiamo visto molta gente che credeva di andare sotto l'ombrello della Meloni per tornare in consiglio regionale. Molti hanno abbandonato lo scranno di amministratore
comunale e forse non so se hanno fatto bene e quindi la gente li ha puniti. Certamente abbiamo visto che dei nomi eclatanti che devono portare molti voti, questo non è stato. Che cosa vuol dire questo? Che la gente proprio che qualche volta i politici snobbano, ha capito perfettamente che la lista non era una lista strong, come si dice, no? Era una lista un po' dove ha imbarcato un po' tutti, sperando di fare man bassa di preferenze. Ma chi ti ha votato magari con un partito moderato non ti vota con un partito che ormai sta diventando un neoconservatore. Non dimentichiamo che il prossimo anno sono le europee, che saranno una chiave di volta, uno spartiacque secondo me della politica dei prossimi 20 anni, no, comunque dove c'è una specie di conservatorismo in fieri, sarà il partito dei conservatori della Meloni con il Partito Popolare Europeo che si sta avvicinando, quindi per mettere all'angolo il PSE. Quindi sicuramente questo la gente lo percepisce e capisce che gli attori non possono essere per tutte le stagioni, insomma, no? E quindi questo ha pagato un po'. Ma quello che ha pagato un po' anche il Comune di Udine, perché il Comune di Udine, Fratelli d'Italia, non ha fatto una bellissima figura. Cioè, ha perso dei punti, no? Ha perso dei punti facendo Certo. perdere dei punti. Ecco, secondo te, Enzo, dalla tua esperienza non solo di cronista locale e notista politico, secondo te nei prossimi giorni ci sarà una sorta di convocazione, ad esempio, del direttivo provinciale di Udine per sedersi ad un tavolo e dire: signori, qui gli errori sono stati fatti e quando un allenatore sbaglia va cambiato, oppure un bicchiere di vino e si ritorna a ripartire? Ma io penso che qualcosa avverrà, non subito perché lasceranno passare il ballottaggio di Udine, che è troppo importante, anche se Udine dovremmo aprire un faro interessante. Che lo apriremo tra poco, insomma. Un po' i dati, non è che quello che, insomma, mi pare che Fontanino è messo male, insomma, vedendo i dati anche... Certo, ma ne parleremo tra poco perché riserveremo proprio uno spazio dedicato. Allora, abbiamo parlato di Fratelli d'Italia per quanto riguarda il perdente, il vero sconfitto nell'area del centrodestra, perché come hai detto tu, tutti trionfano, chi ha vinto le elezioni, ripetiamo, è stata la Lega, Fedriga in primis e la Lega in secundis. Chi ha perso effettivamente è Fratelli d'Italia, perché insomma i numeri sono numeri, le chiacchiere sono chiacchiere, no? Perché è andato a votare il 45, basta che vada a votare uno, quello conta, come si dice. Tutto il resto sono solo chiacchiere distintivo, no? Passiamo agli altri. Allora andiamo a vedere un po' il centro-sinistra. Moretuzzo, chiaramente hai detto tu, è uscito con le ossa rotte da questa tornata elettorale perché forse effettivamente si sperava qualcosa di più, perché i sondaggi lo davano sul 35-38%, poi invece alla fine un 28% che parla chiaro e dice: guarda caro, non c'è nulla da fare, no? Non eri probabilmente il candidato giusto per il centro-sinistra, e probabilmente anche il centro-sinistra stesso, sapendo di perdere le elezioni, ha optato per una seconda, tra parentesi mi consenta il termine, seconda scelta o rincalzo, tanto per partecipare a questa tornata elettorale. Intanto gli altri li piazziamo attraverso i voti di preferenza sul territorio. Un altro che è uscito dal panorama, diciamo così, della regione è il Movimento 5 Stelle, perché alla fine per grazia ricevuta riescono a fare un consigliere regionale. Sì, ormai il Movimento 5 Stelle sta terminando la corsa, insomma, no? Ormai non ha solo un leader che è Patuanelli, che evidentemente ha dei numeri in più, che forse se era candidato lui la cosa era differente, non perdevano lo stesso, però insomma con un'altra dignità politica. In ogni caso il 5 Stelle ha finito la sua corsa. Ecco. Io vedo che il Partito Democratico dovrà in qualche modo ripartire dalle idee dei giovani, soprattutto aver coraggio di andare di nuovo a mostrare la faccia nelle varie comunità. Ma io direi qualcosa in più, direi che la questione dei moderati, che non dimentichiamo, perché il 55% in Friuli non ha votato. Certo. Il 55% è una percentuale altissima, no? Ma però, diciamo così, come si dice, mal costume mezzo gaudio, come si dice una cosa del genere, no? Quindi è chiaro che in questo Occhio che dopo se no finisci su Striscia la Notizia. Sì,
è chiaro che in questo momento ci sarà un ripensamento da parte di tutte certo. le No, forze ma quello politiche. che Certamente conta, l'effetto Schlein non c'è ecco, stato. infatti mi hai anticipato la domanda, quello che conta è che se andiamo a vedere il background anche degli eletti nel Partito Democratico, sono pochi che sono vicini alla Schlein, no? Sono quasi tutti area di Bersani, area comunque più verso, che stezzano l'occhio più verso quello che era una volta il centro-sinistra storico, no? Rispetto a quello che è il nuovo centro-sinistra. E questo dimostra una cosa, secondo me, chiara, che il partito che ha votato Bonaccini, cioè quelli del partito, hanno votato i loro. Quindi vuol dire che gli esterni che hanno cercato di stravolgere la vita di questo partito non hanno dato poi preferenza perché non gliene è fregato proprio nulla. Forse hanno votato anche altri partiti, eccetera, hanno votato magari anche centrodestra. Certo. Quindi veramente è stata un'azione, cioè, di dabbenaggine quella di far votare. E allora ti aggiungo una postilla a questa tua risposta. Deborah Serracchiani, perché Deborah Serracchiani sotto sotto rideva, no? Ieri, anche stamattina un po' a riso, perché è stata un po' messa da parte dal nuovo vento filo svizzero Emiliano Romagnolo, però alla fine quelli che sono andati su erano un po' vicini, no? All'ex governatrice. Sì, ma io penso che la Serracchiani non ha finito con la storia politica, perché insomma ha un suo background, indipendentemente da tutto, poi si è tanto vituperata perché si è tolto le province, qualche volta risulta antipatica, ma però insomma la stoffa politica ce l'ha, insomma è inutile che noi stiamo qui a discutere. E sentiremo parlare ancora di lei, perché io penso che anche a livello nazionale la sua storia non è ancora finita, perché ha avuto dei ruoli di vertice come la vicepresidenza, ma poi anche la capogruppo. Non dimentichiamo che la storia dei capigruppo è una storia molto importante, perché si intessono degli incontri particolari dove anche nuovi alleati. Quindi io penso che insomma anche la SLEI dovrà stare molto attenta, perché la Serracchiani è come i gatti, cioè riesce a ripartire ancora con più correnti, insomma, ha dimostrato che non è Usando gergo sportivo, magari in questo momento è stata messa l'ala sinistra nella posizione dello zoppo, però non esce dal campo e può rientrare in qualsiasi assolutamente, istante, no? io penso di no. Penso di no, anche perché insomma ormai si è fatto le ossa anche molto bene, sa come muoversi. Certo. Allora, scorrendo la tabella arriviamo alla sorpresa, no? Perché la vera sorpresa è la Tripoli, no? Che riesce, comunque per pochi voti non è riuscita a piazzare il suo candidato all'interno del Consiglio regionale. Però insomma i numeri della Tripoli secondo me sono molto interessanti. Oltre 22.000 voti, una roba del genere, non ho visto bene, ma insomma, cioè, praticamente lei ha detto che la scorsa volta, non so se ho sentito male, ma aveva votato Federica, o sbaglio? E Sì, quindi vuol dire che insomma sono dei voti che sono molto importanti, che potrebbero tornare utili addirittura per il comune di Udine. Non so quanti hanno votato a Udine, ma è chiaro che lì dovranno fare una bella riflessione per magari avere un po' di umiltà, andare a chiedere a qualcuno che rivoti. Certo. Ma questo voto, secondo te, è solo un voto di protesta oppure è un chiaro messaggio che sta nascendo un cosiddetto quarto o quinto polo che sta lavorando nel sottobosco e potrebbe in un certo senso anche sostituire, perché no, un domani gli stessi 5 Stelle? Ma io penso di no, perché ormai io penso che la gente ha scelto anche qui il bipolarismo. Abbiamo visto, insomma, Federica da una parte e comunque sia il centro-sinistra dall'altra. Abbiamo visto lo stesso terzo polo che le ha tentate tutte, ma non è riuscito Quello arriviamo subito. a piazzare nessuno in Consiglio regionale. Mi pare che non c'è nessuno in Consiglio regionale. Quindi, e allora l'hai citato la figura del terzo polo, insomma, una figura incredibile, no? Perché anche qui parlano i dati, no? Quasi il 12%, 10-11% alle politiche di settembre e poi questa debacle clamorosa alle regionali. Ma a me sembra che il terzo polo ha portato dentro nelle sue file troppi ex socialisti che ormai avevano chiuso la loro vita politica, e comunque sia non c'è stata una novità. Poi anche Maran, che è molto bravo, molto intelligente, molto scafato, però insomma non ha dato quella convinzione di battaglia, forse perché sapeva che non entrava, ma insomma il fatto
che una nuova formazione politica, forse alle europee tenteranno di cambiare nome e di fare mi pare che a giugno nascerà un nuovo tra Azione, Italia Viva e Più Europa, certo. un nuovo nome, e quindi lì ripartiranno, però la scopola è stata pesante, insomma. Chiaro. E allora, per chiudere il quadro della pagina dedicata alle elezioni regionali, la domanda nasce spontanea. Abbiamo detto, Fedriga ha la maggioranza tranquilla, maggioranza relativa, tutto quello che è, darà lui le carte, darà lui anche la composizione della giunta regionale, rivedremo delle facce già viste, probabilmente resteranno più o meno gli stessi assessori della volta scorsa, ma soprattutto quello che conta, andrà in delizia per 5 anni senza nessun problema, nemmeno i mal di pancia in un certo senso potranno ostacolare il Fedriga bis. L'opposizione, secondo te, che ruolo avrà? Starà solo a guardare oppure ogni tanto farà qualche, diciamo da una parte, qualche stilettata al governo, giusto per vedere se il muro di gomma regge o meno, in attesa nel frattempo di creare una forza politica che tra 5 anni si presenti rinnovata e soprattutto con delle persone nuove che domani, cioè fra 5 anni, potranno in un certo senso riprendere in mano lo scranno del Palazzo Generale a Trieste. Ma l'opposizione dovrà in qualche modo dialogare con la comunità regionale, non sentirsi troppo, come è stato fino adesso il PD radical chic, ma dovrà in qualche modo incontrare un po' tutte la comunità regionale, comunque tutti gli attori, comune per comune, il riscatto magari il prossimo anno, vedendo nei comuni, insomma, se potrà piazzare qualche sindaco in più. In ogni caso dovrà fare un mix tra movimentismo e anche molte proposte importanti. L'occasione viene propizia fra poco, quando si parlerà di un restyling della sanità, quando si parlerà delle riforme degli enti locali, e io vedo lì che ci sono dei ragazzi che possono in qualche modo dare filo da torcere, anche perché hanno delle idee, no? Certamente è evidente che Fedriga cercherà di accontentare qualcuno, anche all'opposizione, perché mi pare che vuol veleggiare senza avere grossi fastidi, però il Moloch della maggioranza è talmente grosso che può permettersi, non dico tutto, ma quasi tutto, insomma. Quindi certo, la loro azione sarà molto difficile, però insomma si sa che la politica è un diapaso, non va su e giù, e prima o dopo, insomma, se sono giovani usciranno in qualche modo da questo pubblico. Allora, adesso apriamo invece la pagina dedicata alle elezioni comunali, chiaramente partendo da Udine. Andiamo a vedere un po' innanzitutto andiamo a vedere i dati definitivi, perché fino a notte fonda era ancora tutto in alto mare, finalmente abbiamo i dati definitivi, allora possiamo leggerli insieme ai nostri amici. Allora, per quanto riguarda le 98 sezioni, totale dei votanti 43.506, totale voti validi 42.218, 459 le schede bianche, oltre 700 quelle nulle, 2 soli voti contestati o non assegnati. Allora, Pietro Fontanini è primo al primo turno con il 46,25%, pari a 19.524 voti. Alberto Felice De Toni, come detto, sarà il suo sfidante al ballottaggio con 16.762 voti, pari al 39,7%. Ivano Marchiol terzo con 3.903 voti, 9,24%. Stefano Salmè chiude a 2.029 voti, pari al 4,81%. Già ieri il nostro Enzo Cataruzzi ha detto: attenzione amici, non sarà tutto così scontato come la gente pensa, perché qualcuno dice Marchiol andrà a dare una mano a De Toni, Salmè darà una mano a Fontanini, ma non è così, perché i due aspiranti sostenitori dei due che andranno poi a sfidarsi il 16 e 17 aprile prossimo dovranno, diciamo così, sudare le fatitiche 7 camicie per avere eventualmente il proprio appoggio all'interno della lista. Salmè dice che è aperto, andrà a parlare sia con Fontanini e sia con De Toni. Marchiol dice: io sono qua, ci sono alcune convergenze però che non funzionano fra i due candidati del centro-sinistra, si vedrà. De Toni dice: almeno mi interessa, butto l'occhio sul Marchiol. Fontanini dice: io sono qua, aperto a tutti. Dunque?
Ma io penso che Fontanini sapeva che non poteva farcela al primo turno, e anche il risultato di De Toni è un risultato che secondo me non è molto, molto veritiero. Poi vediamo un momentino quello che succede nelle preferenze. Ci sono poche preferenze e noi sappiamo che nel secondo turno pochi vanno a votare. Vanno a votare quelli che credono di aver già vinto o che possono vincere, ma non vanno a votare sicuramente quelli che la danno per persa o che hanno partecipato. Ecco, qui non penso che Mattiol possa mobilitare molta gente come crede lui, nel senso che è un movimento, partito un movimento di protesta, e sappiamo che dietro aveva i 5 Stelle, ma i 5 Stelle abbiamo visto che non incidono molto, insomma, su questo. Mentre Salmè potrebbe diventare interessante per entrambi, ma soprattutto per Fontanini, se magari dopo lo screzio dei 5 anni fa qualcosa, si sa che in politica si trova sempre una soluzione, ma io credo che la faranno, diciamo, ci sarà una grossa novità da chi non ha votato nel primo turno. Chi non ha votato nel primo turno probabilmente verrà convinto nel secondo turno da uno dei due sfidanti, con delle proposte che saranno diverse da quelle che hanno fatto nella prima parte di campagna elettorale. Non dimentichiamo che ieri il presidente Federica, il presidentissimo Federico II, come lo chiamano, eccetera, ha detto che sarà al fianco di Fontanini. Ed è chiaro che vincere la regione e perdere Udine sarebbe un vulnus che non può permettersi. Quindi io Certo. penso che qui il centrodestra veramente si vedrà se sarà compatto o meno, perché poi si sa benissimo che ci sono delle compensazioni. Chi non è riuscito in una regione potrebbe anche sbarcare qualche assessorato anche nel comune di Udine, quindi l'appetito, diciamo, viene mangiando, per cui qui penso che... Ecco, mentre Ecco, dall'altra parte prego. il Dentoni non potrà usufruire più dell'effetto Schlein, perché insomma ha visto che non c'è stato, quindi dovrà in qualche modo affidarsi alla sua inventiva. L'uomo ha inventiva, l'uomo è sognatore, l'uomo può dare quella svolta, può cercare una svolta. 7 punti non sono tanti di vantaggio, ma sono abbastanza per far sì che dovrà lavorare il doppio di Fontanini. Per cui insomma io penso che l'avrà dura Felice De Toni a rimontare, molto dura, però insomma se la gioca anche bene. Certo. Ma secondo te, Enzo, che ti chiedo questo, visto come è andato, visto le baruffe quotidiane all'interno della giunta Fontanini e dell'evidenza, insomma, io parlo da cronista di provincia, no? A cui il Sì, voyeurismo non gli si addice perché sono fatto così. Io onestamente mi sarei aspettato un De Toni in testa e un Fontanini ad inseguire, perché tutti dicevano peste e corna su Udine, che è la peggior giunta, anche attraverso i blogger che hanno un certo peso a livello di, insomma, di diffondere le notizie per quanto riguarda il territorio, insomma, qua, là, eccetera, e poi ti trovi Fontanini con 7 punti di vantaggio sul suo competitor più vicino. Ecco, secondo te siamo sempre lì, no? Cioè chiacchiere da bar sui social, però poi quando c'è da andare a votare la gente va a Io, garanzia usato sicuro. io penso che il nostro mestiere deve essere fatto in maniera molto oggettiva, no? Perché io posso anche non essere in filo con uno, eh, la posso pensare in modo diversamente, ma non posso dire male quando c'è anche bene, insomma, no? Quindi io dico che De Toni, l'avevo detto anche l'altra volta, secondo me il PD doveva prenderselo e portarlo come candidato della regionale sicuramente. Qui De Toni si trova anche un po' fuori posto, nel senso che lui è abituato a, 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 a palcoscenici molto più prestigiosi, università, eccetera, ma non dimentichiamo che Fontanini è l'uomo del fare, perché ha dimostrato anche di fare molte cose che magari qualcuno ha tentato in molto tempo, dice di fare, ma non le ha fatte. Dobbiamo dire questo, che De Toni ha una lista civica che mi pare che è oltre il 12%, quindi il suo l'ha fatto. Adesso bisogna vedere il Partito Democratico se ha ancora voglia di combattere, perché non dimentichiamo che mi pare che a Udine Martinez non ce l'ha fatta, la Mm? Santoro non ce l'ha fatta. Quindi, Confermo. voglio dire, le armi sono un po' spuntate, ecco, voglio dire, ecco, questo è importante capire, no? E poi nelle periferie io vedo che, almeno questi sono i dati, Fontanini la fa molto più da padrone, no?
insomma, si va al ballottaggio il 16 e il 17 di aprile, dopo Pasqua. La settimana dopo Quindi Pasqua. la gente rientrerà, ci sarà modo anche di dibattiti, tutto quello che si vuole. Bisogna vedere sempre sulla partecipazione popolare, perché il ballottaggio è difficile per quello. Chi è in vantaggio può avere anche la sorpresa di essere sorpassato, perché magari gli altri sono più agguerriti. Bisogna Si avere la riparte da fame. 0-0, Bisogna avere la fame di riscatto che ha il centro-sinistra, dopo aver perso la regione in maniera un po' veramente clamorosa, e la fame che ha il centro-destra di ribadire, di prendersi anche di nuovo Udine, per non avere una ferita che potrebbe inficiare anche il voto regionale, perché poi si sa come la storia. Poi cambieranno anche molti equilibri anche nel nostro mondo dei media. Quindi bisogna vedere chi parteciperà per uno o per l'altro e chi effettivamente saprà leggere un po' delle pieghe di questi risultati. Io penso che anche i candidati regionali che si riverseranno su Udine a fare la propaganda potranno avere una loro dimensione e incidere molto sul resto, perché Udine ha bisogno di essere convinta, essendo una zona sempre stata radicale, anche quando comandava l'EDC, anche quando c'era in parte la vecchia Repubblica, Udine è sempre stato un'oasi radicale, cioè la DC aveva all'esterno aperto, ma Udine aveva sempre delle difficoltà. Quindi Udine ha bisogno anche di un sogno grande, ha bisogno anche delle cose concrete. Ecco, da una parte abbiamo uno che dà il sogno e basta, dall'altra parte c'è uno che dà il sogno ma anche la concretezza, perché al di là di tutto dire che il sindaco di Basaldella, quello che volete, però insomma ha fatto le cose. O il marito della sindaca de facto, come diceva qualcuno. C'è poco da fare, questo anche per chi lo vitupera, questo è, insomma, ecco, questo. Quindi bisogna vedere se detoni già il sogno a quei di Udine o se invece rimane il rettore padovano che è venuto qui, come si dice, no? Noi siamo Sotans, da una parte abbiamo uno che era di Verona, prima uno di Roma, e qui insomma uno friulano, l'altro no, quindi forse quello potrebbe incidere o meno. Io la butto lì tanto per vedere cosa succede, però insomma la gara è molto interessante, penso che i media nazionali farebbero bene ad aprire la luce su Udine finalmente per vedere la politica effettivamente, ma penso sarà così. Certo. Bene Enzo, allora poi per quanto riguarda l'appuntamento di venerdì, che noi ci sentiremo come sempre anche nel solito venerdì, appuntamento nostro con Mixed, con la puntata classica, faremo un'analisi anche per quanto riguarda gli altri comuni più in generale, però ti faccio proprio fare un flash. Ecco, ti faccio fare un flash perché proprio sembrava che a San Daniele, ad esempio, doveva esserci la rivoluzione, sembrava che a Tavagnacco doveva esserci la rivoluzione, sembrava che a Sprimbergo doveva esserci la rivoluzione, sembrava che a Fiume Veneto doveva esserci la rivoluzione, a Zoppola poi sembrava doveva esserci la rivoluzione, anche lì centro-destra, centro-sinistra insieme, con solo la Lega fuori. È stata la rivoluzione, se non sbaglio, solo a Faedis. Sì, solo Faedis, tra l'altro Faedis, ricordiamo, è il paese del già segretario regionale del Ciao, sì. Sì. Anche lì c'è stato il cambiamento, non la svolta. Esatto, quindi vuol dire anche c'è qualcosa, insomma, un malessere che sta percorrendo tutta la sinistra. Io penso che comunque sia, se un'amministrazione l'ha fatta bene, ha lavorato bene, anche chi prende il testimone dopo, insomma, non ha problemi. Se invece l'amministrazione dimostra che all'interno ci sono più candidati, nessuno riesce a prendere lo scranno regionale, vuol dire che c'è qualche problema, no? Solamente che c'è qualche comune che ha debacle in opposizione, in maggioranza, e deve ricostruire tutto. San Daniele comunque, nonostante, come hai detto tu, sono state le fucilate, tra virgolette, verso il sindaco per la biblioteca, però è rimasto lì. E quindi vuol dire che la continuità, i cittadini capiscono che bisogna avere continuità e dare anche fiducia, perché non dimentichiamo che chi governa i comuni ha una difficoltà maggiore, cioè bisogna anche rendersi conto che insomma non è una passeggiata, senza soldi, qualche volta senza personale e con la burocrazia. Rispondi proprio, tra l'altro. E poi con la burocrazia che è molto forte, e soprattutto con i procuratori della Corte dei Conti e altro dietro la porta, insomma, non si può sbagliare. Cioè, veramente lì io penso, ecco, io chiudo veramente con questo, che la riforma regionale
deve essere fatta in maniera concreta per dare i sindaci anche la voglia alla gente di partecipare, che uno dice chi va a prendersi con la rogna lì? Nessuno, no? Si sente dire così, no? Nei comuni, e forse la disaffezione viene anche per quello, insomma, no? Perché non c'è la continuità amministrativa, e non ti dire sono sempre quelli, evidentemente quelli sanno anche come fare, tutto lì. Bene, e chiudo io dicendo, come diceva mio nonno, è talmente clare che ben furpa i bocchi, insomma. Ecco. Bene, grazie all'amico Enzo Cataruzzi, grazie ai nostri amici vicini e lontani per la visione e l'ascolto. L'appuntamento con Enzo torna venerdì con il solito appuntamento di Mixed, mentre chiudiamo qui questa edizione speciale di Mixed sul commento delle elezioni amministrative del Friuli Venezia Giulia 2023. Io concludo dicendo buon lavoro ai nuovi amministratori regionali e ai nuovi amministratori comunali, e buon lavoro anche a coloro che dovranno gioco forza contrastare il lavoro degli amministratori, stando però dall'altra parte della barricata. L'importante è che i nostri eletti, perché finalmente possiamo parlare di eletti e non di coefficienti UEFA e grazie a posizionamenti, giochi di partito eccetera, finalmente dimostrino sul campo che la politica può tornare a essere una cosa seria, e soprattutto la politica deve tornare tra la gente, altrimenti la prossima volta rischiamo veramente di vedere percentuali bulgare, ma al contrario, ai noi. Grazie per la visione all'ascolto. L'informazione su Friuli TV continua con l'informazione e gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Mandi, alla prossima. Mandi.